a cui spartire. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Stesso con la chiave in tasca invoco libertà, ma per adesso so che questa cella resterà sprangata a triplice mandata dall'interno. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Finiamo questa mattina di ascoltare la conversazione che abbiamo già registrato qualche giorno fa con il magistrato Otello Lupacchini. Abbiamo parlato di decreti migranti, di prevalenza del diritto europeo sulla Costituzione italiana, in soldoni, che è la radice di tutti i problemi, mettiamola così. Abbiamo parlato del ruolo del Parlamento calante come sede di composizione dei conflitti, dell'emergere del potere governativo da una parte e dei giudici dall'altro e della riforma della giustizia. Buon ascolto. E allora perché nessuno si sogna di proporre? Dottor Lupacchini, torno a fare le due domande che sono diretta conseguenza del ragionamento che lei ha svolto finora. La prima, se i poteri da 3 diventano 2 e tendono a confliggere oggettivamente sempre di più, come cade la riforma della giustizia cosiddetta? Per esempio, appunto, la separazione delle carriere dei magistrati inquirenti e requirenti. Come la vede lei questa cosa? E allora, adesso cerchiamo... Secondo sì. punto, in tema di conflitti, ed è una questione di attualità di cronaca, no? La famosa mail del sostituto procuratore generale appartenente a Magistratura Democratica, il dottor Patarnello, che proprio al conflitto si riferisce, no? E parla di attacco alla giurisdizione mai stato così forte sotto il governo Meloni. Meloni è più forte di Berlusconi perché non ha inchieste giudiziarie a suo carico, non si muove per interessi personali ma per visioni politiche. Questo la rende molto più forte e più pericolosa è la sua azione, perché il governo Meloni, secondo il dottor Patarnello, ha come obiettivo la riscrittura dell'intera giurisdizione. E la magistratura è più divisa e debole rispetto all'epoca di Berlusconi, dobbiamo essere compatti, omogenei, eccetera. Questo è il disegno, un'analisi che, diciamo così, prefigura uno scontro oggettivamente, no? Quindi addirittura uno scontro più forte di prima. Noi siamo abituati a pensare che quando c'era Berlusconi era l'acme dello scontro fra magistratura e politica. Questo magistrato ci dice invece attenzione perché questi sono ancora più forti e dunque lo scontro è ancora più forte. Il tutto si iscrive bene o male in quel quadro che lei ha tracciato prima, no? Quindi le chiedo un parere anche su questo, su questi due aspetti molto diversi ma che hanno a che fare con la lotta fra i due poteri. Sì, allora mi consenta di porre una premessa che non sono io a formulare, ma che venne formulata nel 177 d.C. da Aulo Gellio nelle sue Noctes Attice. Racconta della perorazione di un censore, il quale spiegava le ragioni per cui sarebbe stato utile che la gente si sposasse, quindi perorava il futuro roseo del matrimonio, mettendo in evidenza i benefici ma anche i costi del matrimonio, perché nel momento in cui i due coniugi si sposano, uniscono le loro vite e raddoppiano i loro problemi. Ora, che succede? Il popolo che ascolta si divide in due fazioni. Quelli che dicono male ha fatto il censore se voleva sostenere l'utilità del matrimonio a parlare dei disastri che possono derivare dalla vita matrimoniale, che sono obiettivi, mentre dall'altra parte chi la difendeva, questa perorazione, faceva notare una cosa semplicissima, vale a dire che mentre al retore, cioè a colui che parla per dimostrare, all'influencer oggi diremmo, concessum est è concesso,
sententis subdolis, audacibus, versutis, eccetera, cioè con sentenze false, con argomentazioni false, audaci, subdole, capziose, per muovere l'animo umano verso una conclusione. E addirittura è da considerare un perdente chi non ricorre a questo sistema truffaldino per far valere la propria opinione rispetto ad un'altra, per quanto sballata sia la propria opinione, e deve tendere alla vergogna. Diversa è la posizione di quello che lui chiama il magistratus, ma nella specie era qualsiasi carica pubblica, al quale invece si impone la moderazione, ma soprattutto la verità dell'argomentazione. E chiaramente qui dobbiamo porre da una parte discorsi retorici e demagogici e far finta che non ci siano, perché sono solo atti a muovere l'animo delle persone, a prescindere da un ragionamento che ci sia dietro o da una verità che vi sia sottesa. E dall'altra parte mettiamo invece quella che è la perorazione secundum ius, secondo il diritto, secondo la giustizia, secondo l'interesse pubblico, che non si identifica necessariamente con l'interesse nazionale. Chiaramente noi è la seconda cosa che ci interessa e non la prima. E allora dobbiamo sgombrare il campo da tutto ciò che è verosimile ma non è vero. Ora, la separazione delle carriere con il livello internazionale non interferisce, perché c'è una legge che vale molto di più, ed è la legge naturale, ma non naturale nel senso del giusnaturalismo, che interviene per giustificare il diritto di resistenza o quant'altro nella concezione cattolica, ma naturale perché è la conditio sine qua non per un processo giusto, ed è che il processo sia actus trium personarum, di tre persone, un atto di tre persone, debba vedere tre persone: l'accusatore, il reo, cioè l'accusato, e il giudice. Giudice che si ponga in una posizione di terzietà sia rispetto all'accusatore sia rispetto all'accusato, perché possa essere credibile sia da parte dell'accusato sia da parte dell'accusatore. Se il giudice, per una questione di organizzazione, perché anche l'organizzazione finisce per contare in certo tipo di rapporti, se il giudice, per una questione di organizzazione, si trova inserito nello stesso corpus organizzativo dell'accusatore, condividerne le scelte di carriera, doverne condividere l'ideologia, perché poi di fatto pubblici ministeri si trovano all'interno dei consigli giudiziari e giudicano i giudici si trovano all'interno dei consigli giudiziari e finiscono per valutare la carriera dei pubblici ministeri. Giudici e pubblici ministeri convivono nell'ambito del Consiglio Superiore della Magistratura, che regola, gestisce, tutela, si dice, ma su questo ho dei grossi dubbi, la posizione di qualsiasi membro dell'ordine giudiziario all'uno o all'altro campo siano da iscrivere nell'ambito del processo. Io pongo una domanda: si può dire che il giudice,
perché il problema si pone solo per il giudice. Si può dire che il giudice sia terzo? La paura che hanno molti pubblici ministeri, diciamocelo in soldoni, grazie alle riforme che si sono succedute dal 2005 al 2016, 17, 18, 2018, si può dire la paura che corre, che ha il pubblico ministero, è quella di essere assoggettato al potere politico. Oggi io dico, a seguito di queste riforme, al potere politico basta controllarne una sessantina, che sono i capi degli uffici, i quali controllano a loro volta, grazie a queste riforme, riformine, riformucce, circolari, controcircolari, regolamenti, decreti legislativi, eccetera, controllano tutto il corpo dei rappresentanti dell'accusa, dei pubblici ministeri. Dei pubblici ministeri, con qualcuno più uguale degli altri, come nella società, nella fattoria degli animali. Basta vedere i procuratori nazionali, i procuratori distrettuali antimafia, che finiscono per essere più uguali rispetto ai procuratori della Repubblica, sulla base di un diritto speciale, ma anche di un'organizzazione speciale sotto il profilo della competenza territoriale rispetto alle procure ordinarie. Quindi si è stretto moltissimo il numero dei controllabili e gli altri devono adeguarsi. Guardiamo come viene trattata, tanto per fare un esempio, senza andare nella notte dei tempi, ma a quello che abbiamo visto è successo qualche mese fa con la sentenza del Consiglio Superiore sul procedimento disciplinare intentato nei confronti di Tarfusser e la sentenza della Corte d'Appello di Parma che dichiara inammissibile, non ammette che non si è capito bene quello che sia successo, il procedimento di revisione proposto dallo stesso Tarfusser sulla premessa che sia solo il procuratore generale a poter decidere della presentazione della revisione e non in un rapporto diffuso all'interno del pubblico ministero. Questa gente che non ha fatto nulla per impedire qualsiasi dialettica, perché poi di questo si tratta alla fine, all'interno degli uffici del pubblico ministero, oggi teme di essere messa alle dipendenze. Guardi, non entro nello specifico di altre vicende, ma parlo di questa semplicemente perché ex professo ha preso in considerazione questo rapporto fagocitante i poteri e annullante la dialettica interna agli uffici tra soggetti che per legge, per Costituzione, vorrebbero considerarsi equiparati ai giudici, il che non è vero, perché altro essere accusatore, altro essere giudice, e la norma sulla uguaglianza tra tutti i magistrati è fissata con gli occhi rivolti al giudice e non al pubblico ministero, perché altrimenti dovremmo parlare di un povero costituente distopico che confonde due posizioni assolutamente non sovrapponibili. Quindi e adesso si rinzelano perché il pubblico ministero rischia di perdere la propria indipendenza, ma quando l'ha persa tutto il corpo della pubblica accusa, 1500 magistrati sottoposti allo ius vitae et necis di un unico
magistrato per ogni corte d'appello, il procuratore distrettuale antimafia, e sottoposti ai vari capatazze o capi degli uffici all'interno di ogni circondario di tribunale. Cioè, io lascio questa riflessione a chi abbia orecchie per intendere. Mi rendo conto che mi espone moltissimo, ma non mi interessa, perché Plato, amicus veritas, ma non amico di Tizio o di Caio. Questa è la situazione. In sostanza, io mi chiedo, il timore è quello di finire alle dipendenze del ministro. Non so sotto il profilo dell'indipendenza del corpo dei pubblici ministeri se sia meglio rischiare di finire sotto le dipendenze del ministro, che quantomeno dovrà essere vincolato ad una uniformità di direttive e di valutazioni, che non piuttosto alle dipendenze di chi ha fatto carte false, che sia uno, che sia 100, che siano 1000, che non sia nessuno, dei 70 capi degli uffici. L'indipendenza è andata. E l'eguaglianza, l'indipendenza e l'autonomia sono poste dalla Costituzione per tutelare l'uniformità di giudizi. Certo, non l'ufficio del pubblico ministero. Non l'ufficio del pubblico ministero. L'uniformità degli uffici, l'indipendenza di chi giudica. Del resto, che non deve avere nulla da temere, nulla da chiedere e nulla da rispettare che non sia la legge, a cui soltanto i giudici sono soggetti. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Quindi ci dovrebbero essere... Bisogna conoscerla la Costituzione, non parlarne ad orecchio. O mossi da interessi di becero potere, di visibilità, magari per fare i bancarellari. Tra l'altro, dottor Lupacchini, a proposito di Costituzione, già oggi l'articolo 111, come fu modificato, mi sembra nel 2006, quello sul non cosiddetto... serviva modificarlo perché c'era scritto tutto nella Costituzione. Siamo andati ad esplicitare ciò che la Costituzione, ben 3 anni prima del Trattato di Roma e una ventina d'anni prima del Trattato di New York, aveva già fissato come principio. Nullum crimen sine lege, nulla pena sine legge, indipendenza del giudice, personalità della responsabilità penale, parità delle armi, il diritto di difesa, articolo 24 della Costituzione, precostituzione del giudice per legge, presunzione di non colpevolezza, che non è soltanto il totem da mostrare per dire sono immune fino a sentenza definitiva, o non è soltanto quello, ma è soprattutto una regola di giudizio. Quindi non è mai troppo tardi, verrebbe da dire, per introdurre un principio di questo genere, di separazione delle carriere. Ci sono tutti, c'erano tutti. Si è semplicemente voluto esplicitarli perché in quel momento a qualche testa debole, che non riusciva a dimostrarlo attraverso un pacato ragionamento, ma tra sordi è molto difficile sentirsi, ha voluto mettere... Lo dice la Costituzione già lo dice. Quindi l'articolo 111 non dice nulla. La parità delle armi nasce dal diritto di difesa
e io non mi devo difendere davanti all'accusatore, ma per poterlo esercitare concretamente devo essere messo su un piano di parità con l'accusatore, sia in termini di poteri, sia in termini di diritti, in modo tale che lui non possa prevalere su di me. Ma questa parità è possibile soltanto se c'è un giudice indipendente, e la Costituzione, assoggettando il giudice soltanto alla legge, garantiva l'indipendenza del giudice. Cioè, quindi sostanzialmente nulla di nuovo sotto il sole, c'è soltanto una tendenza ad appropriarsi di questo o quel brandello, di questo o quell'acerto di Costituzione per poterci mettere su un intingolo appetitoso, ma che poi diventa fuorviante e tossico alla fine. Secondo lei come finisce questo proposito di riforma? Ma forse finirà a risotto a radicio e prosecchini. Può darsi che invece avremo un buon cognac o un armagnac, Dio sa. Tutto è da vedere. Adesso se ne torna a parlare perché sorge il problema dei migranti, ma in un contesto assolutamente diverso da quello di quelle che io ho definito le leggi naturali del processo. Cioè non potrà esistere un processo equo, non potrà esistere un processo giusto se non saranno rispettate tutte queste condizioni, prima fra le quali la separazione delle carriere, perché il giudice, soggetto soltanto alla legge, nulla dovrà temere da una parte del processo o dalle parti del processo. Quindi anche 2 CSM diversi, uno per la pubblica accusa e l'altro per Facciano il quel che giudice. vogliono quanto ai CSM. Chiaramente non potrà essere lo stesso, è evidente, perché i giudici hanno uno statuto che è obiettivamente diverso e non sovrapponibile. Cioè non dobbiamo fare l'errore di parlare indistintamente di magistrati. Significa semplicemente restituire alla parte il ruolo di parte, poi che gli voglia mettere un consiglio dell'ordine, un consiglio superiore, un consiglio dell'ordine come se li trattasse da avvocati dell'accusa. Quello è un problema altro. Il problema vero dell'unico CSM, del CSM separato, è che il giudice non deve avere nulla da chiedere, nulla da temere, nulla da promettere a quella che è una parte che si deve trovare da lui in un rapporto di equidistanza anche rispetto all'altra parte, alla quale può essere equiparata. Ecco, nella sua esperienza, concretamente, ha trovato colleghi magistrati come lei favorevoli o più in maggioranza favorevoli o contrari a questo tipo di schema che lei ci ha delineato, a questo ragionamento, a questa terzietà del giudice? Li ho trovati in parte contrari. Perché mi piacerebbe capire quali sono i motivi di contrarietà, perché il suo ragionamento a me sembrerebbe un ragionamento limpido, no? Allora perché uno si oppone? Altri invece assolutamente favorevoli, ma non per un'opzione ideologica o per altro, ma per la vischiosità delle abitudini. Però devo dire che io ho fatto il giudice per tanti anni e molto prima di fare il pubblico ministero, in un'epoca in cui all'interno degli uffici del pubblico ministero esisteva una dialettica. Oggi la sensazione che ho è che questa dialettica non ci sia più e che sotto le bandiere dell'antimafia, di una mal compresa legalità,
perché la legalità, teniamone conto, non è sempre un valore. L'indice della legalità massima era un certo Adolf Hitler ed un partito che si chiamava Partito Nazionale, un partito nazista. Erano fautori della legalità al punto che per sequestrare le opere d'arte agli ebrei, addirittura per sequestrare gli strumenti musicali ai collezionisti di strumenti musicali, veniva costituito un organismo ad hoc, il Comitat Music, e un decreto puntualissimo nell'elencare modalità di apprensione, destinazione, imballaggio addirittura dello strumento e via dicendo. Ma non mi si potrà venire a dire che quello era una legalità da apprezzare. Era semplicemente il tentativo di legittimare l'esercizio di un potere arbitrario attraverso determinate norme. Bisogna avere la laicità di guardare a queste situazioni, anche se può risultare scomodo, anche se il fatto di sostenerlo ti possa esporre, nella migliore delle ipotesi, ad un giudizio è matto. Lupacchini è matto. Però Lupacchini il cervello all'ammasso non ce l'ha mandato mai. L'ultima questione, dottor Lupacchini, prima di Tornando concludere. poi Sì, alla questione, sì, all'altra questione che non sembra che non voglia rispondere. Nelle sì, dichiarazioni di Paternello, sì, sì. a mio avviso, non c'è nulla di eversivo e di sconveniente. Ammesso che dire ciò che si pensa possa essere sconveniente, forse lo è. Avrebbe fatto meglio a non dirlo, così non gli sarebbero saltati tutti addosso, strumentalizzando quello che ha detto. Lui in sostanza ha detto una cosa sola. Come abbiamo detto che Berlusconi era portatore come imputato o indagato in centinaia di processi dell'interesse a rifiatare, e quindi poteva guardare sotto la lente deformante dei processi di cui era soggetto passivo la realtà in maniera distorta, o quantomeno proposte che oggettivamente avrebbero potuto essere prese in seria considerazione, potevano comunque essere liquidate perché portatore di questo interesse personale e poiché montava questa lente deformante, diversa è la posizione della Meloni, obiettivamente. Sì. Lei non ha né una lente deformante davanti agli occhi, rappresentata dal proprio interesse personale, né, per quanto ne sappiamo, interessi personali che prevalgano o che condizionano l'apprezzamento, che ne condizionino l'apprezzamento dell'interesse pubblico. Per cui liquidare le sue argomentazioni, se valide e credibili, non è possibile accusandola di voler tutelare se stessa. Nell'ottica, pertanto, di chi vuol contrastarne i disegni, perché il disegno poi era sempre lo stesso nell'uno e nell'altro caso, nell'ottica di chi vuol contestare i disegni della Meloni, implica la necessità di entrare nel merito e di confrontarsi con essi. In questo senso
evidentemente lasciamo da parte il termine pericoloso o non pericoloso, Sì, sì. ma nell'ottica di contrapposizione ideale sicuramente è più pericolosa la Meloni nel sostenere le sue tesi, perché non possono essere semplicissimamente liquidate, tu sei in conflitto di interesse, ergo non hai la parola, rispetto a chi poteva vedersi opporre questo fin de non recevoir da parte della controparte, scusate il bisticcio. Ecco, dottor Lupacchini, per concludere Per la cui non ho nostra... detto nulla di sconvolgente. Sì, E nel raccomandare di non farne una difesa di carattere puramente politico è sostanzialmente un dare atto che solo contestando una visione politica si farà l'interesse di chi volesse politicamente contrapporsi, ma devi contrastarli nel merito. sì, sì, sì. Merito, anche se nel merito è più difficile e pertanto è più pericoloso l'interlocutore. Allora, le rubo Non ancora... pericoloso nel senso che viene lì e ti mette la mordacchia, almeno non penso che Certo. il dottor Paternello intendesse questo. Allora, le rubo ancora 2 minuti, perché questa sua ultima osservazione mi ha riportato alla mente le parole, lei citava poco fa il dottor Tarfusser, abbiamo avuto una conversazione proprio qualche giorno fa con lui, proprio per quella vicenda di rigetto della richiesta di revisione del processo per la strage di Elba, che ci ha portato però su un piano molto più generale. E allora questa nostra conversazione di oggi con lei, dottor Lupacchini, era centrata soprattutto sull'individuazione degli ambiti di alcuni poteri, no? Il dottor Tarfus ha detto una cosa molto interessante per me cittadino comune, in relazione alla sua propria esperienza e vicenda. Ha detto a un certo punto: "Noi magistrati siamo, spesso tentati di considerare il nostro ruolo come quello di chi esercita un potere anche immenso, forte, sulla libertà e sulla vita delle persone. E invece il nostro dovrebbe essere un'ottica di servizio, cioè noi dobbiamo fornire un servizio, il servizio "giustizia" tra virgolette, ai cittadini. Io non so se lei condivide questo spunto, però al termine della nostra conversazione mi vien da dire: che cosa farebbe lei, dottor Lupacchini, per trasformare questo dibattito da un dibattito in circa l'esercizio di poteri a un dibattito circa il miglior funzionamento di un servizio al cittadino, il servizio giustizia? Mi rendo conto che messa così può essere una domanda che A Io stupida, B enorme. cosa si possa fare, Mh. non mi arrogo Cioè, chiedo né, scusa, dobbiamo né il partire dalla potere separazione, né dalle la riforme? capacità, Eh, né il potere né la eh, capacità di poterlo prevenire. Ho parlato di leggi sì, naturali del processo e queste sono tutte desumibili e riconosciute in Costituzione, vi ho accennato prima elencandole, riassunte nell'articolo 11, 111 della Costituzione stessa, compendiate in parte nell'articolo 94 sull'indipendenza della pubblica amministrazione, la cui attività deve essere ispirata ai canoni della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, cioè in Costituzione ab origine c'era tutto, salvo gli interventi ortopedici successivi sì. che anziché eliminare la gobba l'hanno instaurata in alcuni casi, cioè mi sembra di essermi diffuso abbastanza su questo, anche se ovviamente occorrerebbe essere molto più profondi e più mirati, mi rendo conto, ma non è questo il compito di un'intervista. Però una cosa la posso dire: Mh, ritornare a quella che una volta i nostri vecchi chiamavano la teoria generale del diritto e la teoria generale del processo. Lasciamo perdere gli aspetti che nascono
dal diritto privato, cioè i diritti soggettivi, interessi legittimi che poi riguardano anche il diritto amministrativo, ma guardiamo nel diritto in generale, abbiamo due situazioni soggettive: il potere e il dovere. Ed ogni potere viene conferito in funzione dell'esercizio di un dovere. Ho il potere di esercitare l'azione penale come pubblico ministero, ma ho il dovere di esercitarla in presenza di determinate condizioni, per cui tutto si concretizzerà nelle condizioni che, stanti il potere a monte, impongono un dovere a valle. Per cui chiamiamolo potere, quello della magistratura, chiamiamolo come vogliamo, ma alla fine ci sarà una griglia protocollare, che nella specie è il codice, le leggi collegate, trattati internazionali e chi più ne ha più ne metta, che costituiscono l'ordinamento, lo statuto penale, che fissa il sorgere di un dovere. E quindi alla fine tutte le situazioni soggettive astrattamente inquadrabili nel novero dei poteri e in quello del dovere finiscono per risolversi in altrettanti doveri. Quando si avrà chiaro questo, non vi sarà spazio né per visioni teocratiche o talebane della giustizia, visioni panpenalistiche, visioni di un interesse nazionale astratto che finisce per essere interesse privato in concreto. Dottor Lupacchini, mi congedo con una battuta, poi avremo modo di risentirci in futuro. Intanto la ringrazio per questa lunga e approfondita conversazione. Io sarò un cittadino italiano felice quando il potere giudiziario sarà trasformato in un servizio di pubblica utilità, diciamo così. Questo è il punto. Anche il servizio di pubblica utilità, le parole vanno usate per quello che significano. Servizio di pubblica utilità implica una certa situazione. Esiste una funzione dello Stato che è la funzione giudiziaria, tesa a risolvere conflitti che la politica non sia riuscita a mediare. Quindi è quella funzione che costituisce il dovere, sono le deviazioni da quella funzione che possiamo dargli il nome che ci pare. Certo, certo. Ma se vengono condizionate da una visione talebana del diritto e della giustizia, che è poi soprattutto una condizione del potere, non in senso di situazione soggettiva, ma di becero tornaconto personale, e allora chiaramente siamo fuori dal diritto, stiamo parlando d'altro e lì non c'è servizio che tenga. L'unica cosa è trovare il giudice a Berlino che mozzi le orecchie a chi ha deviato dalla propria funzione, perché quello non è potere, è arbitrio. Allora io ringrazio Otello Lupacchini. Grazie dottore per questa conversazione. Ci risentiremo presto. Grazie a voi.